Presidente, 9 e 10 ottobre ritorna la festa della Polenta Bianca dopo un anno di stop a causa Covid. Quali sono le novità di quest'anno? Ripartire dopo 2 anni in pratica di stacco non è proprio semplice. Il giorno 9, il sabato 9, dalle ore 18 alle 20 avremo all'auditorium del Centro Culturale lo spettacolo con l'associazione e il grill e poi la degustazione di polenta e logicamente con una piccola sorpresa, logicamente in piazza verranno stesi un po' di tavoli e la gente si siederà per fare la degustazione. Poi invece domenica si riparte alla grande, dalle 9 in poi ci saranno le frazioni, le pietanze sono assicurate quasi tutte e il pomeriggio avremo 2 spettacoli. Ci sarà la banda dell'Oratorio Don Bosco alle 15 fino alle 16 e poi una gradita sorpresa, la fanfara dei bersaglieri di Cagliari. Logicamente chiederemo il Green Pass per chi guarderà lo spettacolo seduto e chiederemo il Green Pass anche il sabato, è meglio dirlo. Non c'è il palio delle carriole proprio per evitare gli assembramenti, perché poi la gente si accalcherebbe attorno alle transenne e avremo qualche problema. Quindi per quest'anno però spero che il prossimo anno ci sia tutto e anche di più. Questa tradizione è cominciata 26 anni fa grazie all'allora sindaco dell'epoca, il signor Gianfranco Marcon, grazie ad Alberto Gobbo e grazie ad Ennio Galletti che era l'allora assessore alla cultura. Questa è una festa molto importante perché ha riportato la polenta nel territorio. 26 anni fa la polenta era stata messa un po' in parte da parte dei ristoratori, poi con le prime feste della polenta è tornata alla grande su tutti i piatti dei nostri ristoranti della zona ed è diventata un piatto tipico veramente prelibato. Ricordo inoltre che insieme alla polenta la Proloco propone anche il dolce tipico di cui abbiamo anche registrato il nome, la zuccotta, che è un dolce a base di zucca e uvetta e di cui abbiamo anche registrato il nome proprio della festa della polenta.